Bene, allora iniziamo col primo relatore. Miroslav Zerajc è nato in Bosnia, ma risiede qui a Palmanova. Ha effettuato un'approfondita ricerca sulle donazioni internazionali al Friuli terremotato, provenienti da 36 paesi del mondo, con un'attenzione particolare alla ex Repubblica Federale Jugoslava, che ha donato 90 case prefabbricate fornite in 9 comuni terremotati. Allora, buonasera. Quindi, come ha detto Aurelio, io mi chiamo Miroslav Zerajc, provengo dalla ex Jugoslavia e abito in Friuli già da più di 30 anni. Uno dei più grandi lasciti del terremoto è la solidarietà, che è fortemente impressa nel famoso motto dell'epoca: il Friuli ringrazia e non dimentica, che è anche il motto di questa serie di convegni dedicati al 50° anniversario. In questa prima parte parleremo della solidarietà nazionale e internazionale con l'accento sulla solidarietà jugoslava. Quindi parliamo di uno Stato che non c'è, ma le persone ci sono e con orgoglio vogliono evidenziare quanto fatto da quello Stato verso il Friuli dopo il terremoto. Iniziamo con un aneddoto legato alla famosa antropologa Margaret Mead. Cito: uno studente chiese all'antropologa Margaret Mead quale riteneva fosse il primo segno di civiltà in una cultura. Mead disse che il primo segno di civiltà in una cultura antica era un femore rotto e poi guarito. Con il femore rotto non puoi scappare dal pericolo, andare al fiume a bere o cercare cibo. Nessun animale sopravvive a una gamba rotta abbastanza a lungo perché l'osso guarisca. Un femore rotto che è guarito è la prova che qualcuno si è preso il tempo di stare con colui che è caduto, ne ha bendato la ferita, lo ha portato in un luogo sicuro e lo ha aiutato a riprendersi. Mi disse qui che aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà inizia. Così titolava il Messaggero Veneto nei 2 giorni successivi ai tragici eventi di maggio e di settembre del 76. E così si legge sui pannelli del Museo di Venezione per testimoniare della solidarietà dei numerosi enti nazionali e stati esteri verso il Friuli in seguito al terremoto. La solidarietà come principio fondante della società umana che si è manifestata nel 76 verso il Friuli è descritta negli articoli che seguono. Nel giro di poche ore si mise in movimento una macchina della solidarietà mai vista prima, rafforzata dagli uomini e dai mezzi messi a disposizione da molte nazioni europee, compresa l'allora Jugoslavia. Migliaia di persone civili e militari, spesso a rischio della propria vita, cercavano disperatamente segni vitali sotto ciò che resta delle case nei giorni successivi al 6 maggio. Oppure, nella gara di solidarietà ad alto livello si distinsero per personale e mezzi messi a disposizione le amministrazioni regionali di Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana. Anche le unità militari provenienti da Austria, Canada, Francia, Germania, Jugoslavia e USA operarono a livello istituzionale affiancando l'esercito e i vigili del fuoco italiani. E nel libro dei vigili del fuoco complessivamente hanno operato nelle zone terremotate più di 18.000 uomini con più di 3.000 automezzi. È inoltre doveroso sottolineare l'opera svolta dai vigili del fuoco austriaci, francesi e jugoslavi, dai militari americani, canadesi e tedeschi, dai civili svizzeri intervenuti nelle zone sinistrate sin dai primi giorni. Nell'articolo del Messaggero Veneto del 21 maggio 76 si fa elenco degli stati che hanno mandato gli aiuti nelle prime 2 settimane. Nel libro Friuli terremotato, l'autore Francesco Mauro ha pubblicato la tabella con i valori degli aiuti internazionali al Friuli. Ho estrapolato i 5 stati maggiori donatori in una seconda tabella. La partecipazione jugoslava in questa tabella è stimata per difetto, visti i 3 principali stanziamenti della Jugoslavia: 3 milioni di dinari subito dopo la scossa di maggio, 35 milioni di dinari durante il 76
e 60 milioni di dinari a metà del 77. Quindi, considerando questo valore corretto, la Jugoslavia risulta il terzo maggiore donatore al Friuli dopo gli Stati Uniti e Austria. All'epoca la Jugoslavia era uno Stato che constava di 6 repubbliche autonome: Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia e Herzegovina, Croazia e Slovenia. Per spiegare questa importante donazione da parte della Jugoslavia non si può prescindere dai seguenti fatti: che nella prima parte orientale del Friuli da secoli abita una minoranza slovena che si voleva aiutare, che nel novembre del 75, quindi meno di un anno prima del terremoto, fra la Jugoslavia e l'Italia era stato firmato il Trattato di Osimo, che sanciva i confini definitivi fra i due stati, e la linea concordata fra i due governi era la distensione dei rapporti bilaterali, che era il periodo della guerra fredda, e la Jugoslavia, che non faceva parte dei due blocchi avversi e come Stato non allineato esprimeva autonomamente la propria politica estera senza preoccuparsi di avvicinarsi troppo allo Stato confinante del blocco avverso, che fra l'altro era sempre un punto di riferimento culturale per i popoli jugoslavi. La solidarietà jugoslava si potrebbe quindi raggruppare in queste categorie: A. Intervento immediato dei militari e vigili del fuoco jugoslavi, come testimoniano gli articoli precedenti. B. Beni materiali di pronto soccorso, sangue, plasma e medicinali vari. Il governo jugoslavo, che abbiamo visto, ha stanziato immediatamente 3 milioni di dinari per i vaccini antitetanica, coperte, lenzuola, tende, letti da campo, roulotte. Beni materiali di lunga durata e interventi dei tecnici jugoslavi esperti di terremoto. Le donazioni dei beni di lunga durata, con i due stanziamenti di 35 milioni e 60 milioni di dinari, di cui si parla negli articoli, la Jugoslavia ha donato ai terremotati 90 case fisse antisismiche, le prime 40 finanziate dalle risorse della Repubblica di Slovenia e le seconde 50 finanziate dal bilancio federale jugoslavo. Si vedono le case donate e la cerimonia della consegna delle donazioni a Lusevera, e a destra le stesse case oggi. E qua abbiamo alcune case donate tipicamente, che si presentano così, e tipicamente con la larga della donazione su tutte meno su una. Però è regalato questo, mi hanno regalato. E le case donate quindi si trovano nei 16 luoghi: Lusevera, Pradieli, Smicotti, Sazida, Vernasso, Clenia, Meduno, Navarons, Prato di Resi, Aliessa, Tercetta, Pegliano, Canebola, Subit, Monte Aperta e Cornapo. Jugoslavia ha donato anche 3 luoghi di aggregazione sociale: Casa della Cultura a Prato di Resia, palestra, sala parrocchiale Liesa di Grimacco e campo sportivo di Travesio, e decine delle riparazioni antisismiche degli edifici lesionati. Nelle foto si vede anche il dettaglio di ancoraggio, tipicamente si vede come sono legate, no? Dettaglio di ancoraggio, e anche qua c'è una adeguata targa della donazione. Di interventi dei tecnici jugoslavi esperti di terremoto è la voce meno intuitiva, in quanto non è scontato comprendere immediatamente il significato di questi interventi. Partiamo dallo stato dell'arte degli studi antisismici in Italia prima del 76. Lo descrive un paragrafo della pubblicazione del Museo Terremotus di Venzone, in alto a destra, che leggo adesso. Il terremoto, infatti, è un fenomeno ancora poco conosciuto nell'Italia degli anni 70. L'ingegneria sismica sta muovendo i primi passi, non ci sono precedenti da cui trarre ispirazione. La riparazione degli edifici pone delle problematiche inedite nel campo dell'ingegneria. Non si conosce il comportamento dinamico degli edifici in pietra, non si sa come intervenire per renderli antisismici, non si sa con quali tecniche riparare i dissesti strutturali. Fine citazione, mentre in Jugoslavia c'erano purtroppo questi precedenti di 2 fortissimi terremoti a Skopje nel 63 e a Banja Luka nel 69,
che gli esperti di Skopje e Ljubljana hanno studiato e acquisito una importante esperienza. Sullo stesso tema l'architetto Luciano Di Sopra nel suo libro dice, cito: solamente nel 76 a terremoto avvenuto si è proceduto alla prima vera classificazione sismica del Friuli. Va quindi confermato che prima del 76 la scienza delle costruzioni imponeva il calcolo strutturale antisismico solamente nella progettazione di nuovi edifici. Per gli edifici preesistenti invece non si operava alcuna verifica di calcolo e vigeva il criterio che gli edifici stessi potessero essere migliorati ma non garantiti. Il problema dominante però che andava delineandosi riguardava proprio gli edifici danneggiati. Fine citazione. In seguito l'architetto Di Sopra continua presentando gli studi degli esperti jugoslavi di Skopje, che espongono le loro competenze sulla base dell'esperienza acquisita a fronte dei terremoti precedentemente nominati di Skopje e Banja Luka. Cito: un incontro cruciale con alcuni docenti dell'Università di Ingegneria Antisismica dell'UNESCO di Skopje. La solidarietà internazionale aveva portato in Friuli una delegazione dell'Università di Ingegneria Antisismica dell'UNESCO che era stata costituita a Skopje dopo il terremoto del 63. La delegazione, composta da vari professori e guidata dal professor Pascalo, era venuta a Udine con delle basi scientifiche e tecnologiche originali di cui era portatrice nel campo specifico delle ristrutturazioni antisismiche degli edifici. Fine citazione. Infine l'architetto Di Sopra introduce il lavoro dell'istituto ZRMK di Ljubljana, rappresentato dal professor Tomasevic, che abbiamo onore di avere qua oggi. Cito, Miha Tomasevic dell'Università di Ljubljana era reduce dell'esperienza di un master conseguito presso l'Università di Ingegneria Antisismica dell'UNESCO di Skopje ed era quindi portatore dello stesso nuovo modello tecnologico che era stato illustrato dalla delegazione del professor Pascalov. Lo stesso Tomasevic entrò a far parte degli esperti operanti nella segreteria straordinaria, dove ha redatto il documento tecnico sulle riparazioni degli edifici in muratura e anche formulato il metodo POR, primo strumento a livello internazionale per la verifica di calcolo computerizzato. Fine citazione. Questo gruppo di esperti, questo gruppo di esperti, chiamato il gruppo interdisciplinare centrale, gruppo A, che operava nella segreteria straordinaria, aveva il compito di preparare la documentazione per la legge regionale 3077, dove il professor Tomasevic ha svolto un ruolo essenziale portando, tramite il documento tecnico di T2, che ha redatto essenzialmente una norma, abbastanza consistente, portando riparazioni antisismiche delle case in muratura, colmando così il vuoto nelle conoscenze dell'ingegneria sismica in Italia all'epoca. Della legge regionale 3077, preparata dal gruppo interdisciplinare centrale, confrontandola con legge 1776 che la precede, parlano Giorgio Aiuti e Roberto Dominici nel loro libro, cito: non va dimenticato, e questo può dar ragione dei limiti della legge 17, che la stessa risponde soprattutto alle fortissime sollecitazioni provenienti dalle popolazioni, le quali sembravano condividere lo slogan dalle tende alle case, perché non era ancora avvenuto la scossa del settembre. Il merito di questa legge fu di aver mobilitato in un momento particolarmente difficile tante forze, sia interne sia esterne, evitando così che l'inattività creasse notevoli problemi sia sociali sia psicologici. Il sisma di settembre quindi rende evidente la necessità di una radicale opera di ristrutturazione e adeguamento antisismico delle abitazioni lesionate, secondo precise e puntuali norme tecniche e giuridiche che mancavano nella legge 17. Tale necessità viene recepita nella legge regionale 30 del 77, che costituisce la normativa fondamentale in materia di riparazioni. Questa legge è stata definita in modo unanime la prima legge sulla ricostruzione del Friuli per il ruolo che ha assunto nella ricostruzione. È la legge d'avanguardia che ha introdotto nell'ordinamento regionale strumenti e
procedure di intervento nuovi, dimostratisi nel tempo estremamente pratici. Fine citazione. Il professor Tomasevic ha ottenuto gli attestati di merito a seguito di questo sostanziale contributo fornito nel 2001 a Udine e nel 2016 a Gemona. Passo adesso a un altro capitolo della presenza jugoslava, che non sono più le donazioni, ma comunque ha un grandissimo significato. Questi sono acquisti delle case prefabbricate, quelle temporanee, non queste che abbiamo parlato prima, che si chiamano Krivaja, qualcuno magari anche conosce. La partecipazione jugoslava agli aiuti in Friuli si manifesta anche tramite delle casette prefabbricate Krivaja, di produzione jugoslava, prodotte nella città di Zavidović, nell'attuale Bosnia, scelte dai sindaci di alcuni comuni terremotati come migliore soluzione abitativa presente all'epoca sul mercato. La grande maggioranza delle Krivaje era come questa che vediamo, di dimensioni 55 metri quadri. Nella pianta a destra si vede che aveva un soggiorno, 2 camere, la cucina, il bagno e il terrazza in ingresso. Le Krivaje furono acquistate dalla regione e installate 40 a Donja, nella frazione Kute Martin, chiamata anche adesso Villaggio Krivaja, 850 a Gemona con sistema a pioggia, cioè vicino alle abitazioni danneggiate, 62 a Osoppo in 2 insediamenti, uno nel parco del Rivellino e l'altro a Rivoli, e 100 a Buia con sistema a pioggia. Qua c'è la foto di allora e di oggi del villaggio Krivaja di Donja, che sono ancora tutte quelle 40, sono ancora lì presenti e abitate. L'attuale sindaco di Donja, Simone Peruzzi, recentemente ci risponde così a una nostra domanda per i chiarimenti sulle Krivaja. Cito la risposta. Buonasera, provo a rispolverare i ricordi di una conversazione di alcuni anni fa con il già sindaco Pesa Mosca, il quale con orgoglio mi disse che le scelse personalmente, andò direttamente in Jugoslavia a scegliere i modelli che per lui rappresentavano la migliore soluzione abitativa provvisoria che all'epoca si potesse offrire alle persone. Fine citazione. Oppure l'ex assessore di comune di Osoppo Ezio Lenuzza, ex assessore di comune di Osoppo Ezio Lenuzza, in un'intervista nel 2016 disse, cito, che si vede: Osoppo bruciò le tappe anche con i prefabbricati. Il 30 settembre fu il primo comune a inaugurarli. Gli aiuti arrivarono da tutto il mondo. Ci fu un intervento diretto di Tito che fornì le Krivaja. Le casette in legno prodotte in Bosnia e Herzegovina erano bellissime. Gli jugoslavi continuavano a lavorare senza sosta anche quando pioveva, come pure i tedeschi ai quali erano state affidate le puntellazioni in centro storico. Nella foto di sinistra vediamo 2 delle 850 Krivaje installate a Gemona, e a destra la cerimonia di consegna delle ultime Krivaja. A Gemona attualmente sono rimaste una decina. In un'intervista Zamperletti risponde al giornalista, fra l'altro anche alla domanda riguardo i rapporti con la Jugoslavia, cito: la più grossa difficoltà, riconosce Zamperletti, fu mettere assieme una macchina presente sul territorio, dislocare le varie forze in modo razionale e stabilire rapporti di collaborazione per evitare azioni ripetitive. E che gli chiese se senza la cortina di ferro e il confine jugoslavo sarebbe stata la stessa cosa. Il commissario risponde: sì, sarebbe stata la stessa cosa. C'era un buon vicinato, andavamo a vedere cosa facevano perché il terremoto aveva colpito anche loro. Dall'ex Jugoslavia arrivarono gli operai e soprattutto le Krivaja, le casette prefabbricate molto apprezzate in Friuli. I dati, siamo verso la fine, i dati presentati in questo lavoro sono stati ottenuti grazie, devo ringraziare perché era una collaborazione veramente eccezionale, alle seguenti fonti: 10 comuni con le donazioni jugoslavie, 4 comuni con le Krivaje jugoslave, e si ringrazia anche Archivio di Stato dell'ex Jugoslavia di Belgrado, della Slovenia di Ljubljana, di Udine e di Trieste, Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia, Biblioteca Civica di Udine per i numeri storici del Messaggero Veneto, di Belgrado per i numeri storici dei quotidiani Borba e Politica, di Palmanova per i libri,
Circolo culturale Ivan Trinko di Cividale della minoranza slovena, per i numeri storici del Novi Matajur. Si ringrazia anche individualmente Arturo Blasuto, Montaperta, Fabio Bonini, Grimacco, Luisa Che, Lusevera, Danilo Clemente, Prato di Resia, Celeste Clemente, Lusevera, Giampiera Conti, Prato di Resia, Ezio Degano, Attinis, Dante del Medico, Lusevera, Michele Forgiarini, Gemona, Romano Grimaz Faedis, Lino Buion Subit, Ezio Lenuzza Osopo, Alexander Mandic Belgrado, Dario Molaro Cesaris, Dario Petrig Ganebola, Jeremy Pieniz Subit, Mariana Sciane Zavr Ljubljana, Paolo Venchiaruti Osopo, Antonello Venturini Asida, Paolo Venuti Clenia, Mariano Zufferli San Pietro Tisone, Maria Angela Danella Meduno e Luciana Verocai Meduno. E ultimissima cosa, una citazione del libro Buje Pore Nuje. Buje Pore Nuje è un libro raccolta delle pubblicazioni di Buia dal 77 al 96. Dice, cito: sono passati 20 anni dalla terribile notte del 6 maggio 76. Noi dell'associazione Kei di Ursini Spizzul abbiamo pensato di ricordare quella data terribile mettendo in evidenza, più che il dolore e lo sgomento di quei momenti, quanto di positivo sotto il profilo della solidarietà la nostra comunità ha potuto conoscere ed apprezzare per merito del giornale di Brescia e di tanta gente che ci aiutò in momenti così tragici. Riuscire ad esprimere con uno scritto tutta la riconoscenza, tutti i ricordi, le emozioni che vengono in mente nel rievocare i giorni del dopo terremoto e il rapporto che si creò con i bresciani è veramente molto difficile. Sono sensazioni che le parole non riescono a rendere in modo efficace, tuttavia cercheremo di farlo, soprattutto per dimostrare che non abbiamo dimenticato e mai dimenticheremo chi in quei terribili momenti ha fatto per noi più di quanto umanamente ci si potesse aspettare. Grazie. Grazie.